È arrivato Peppe Giuffre, noto chef di caratura nazionale, ieri come testimonial della mandorlare in città. All'Istituto Enogastronomico Niccolò Gallo ha presenziato come presidente di una giuria del quinto concorso tra ristoratori che ha decretato il piatto dell'eccellenza e che ha visto come protagonista la mandorla nella settimana del 74esimo Mandorlo in Fiore. Mi limiterò a raccontare la mia vita perché credo che l'esempio di piacevolezza dopo tanti anni di fare questo lavoro che posso comunicare io, quantomeno portare come messaggio, è quello che nonostante la mia età avanzata direi, ancora oggi mi diverto con la cucina, mi diverto col territorio, mi diverto coi piatti e ritorno indietro cercando di raccontare a questi ragazzi che ancora oggi mi piace sia allevare un animale che piuttosto andare a pescare, che piuttosto andare a coltivare quelle materie prime che saranno la vera freccia nell'arco di chi cucina. Sei ad Agrigento in un momento in cui Agrigento festeggia il 74esimo Mandorlo in Fiore, un evento sicuramente internazionale. Ecco, in qualche modo lo sposerai con una tua ricetta? Certo che sì, perché per me è un momento straordinario, perché da tantissimi anni mi ero, come dire, avvicinato mediaticamente a questa manifestazione, quindi farne parte quest'anno è una cosa bellissima e quindi la mia solita cassata che di solito porto in teatro, domani con Marcello Mandreucci, cercherò di calcare la mano con le mandorle, perché la cassata, come sapete, c'è il marzapane che è fatto con le mandorle. Quindi dedicherò questa cassata come se fosse una cassata di cuore, una cassata detto così con un termine francese, fatta cu cuore. Siamo al Palacongressi, dopo le 17 inizia questi cooking show di cui il primo lo dedicherò a un piatto che è un'insalata di pasta che è un po' come dire benvenuta primavera, dove verrà fatta con una crosticina di mandorle e poi dopo daremo via a questo show. Sono stato invitato a questa iniziativa che tra l'altro si inserisce nel programma del 74esimo Mandorlo in Fiore ed è un'iniziativa che mette in risalto la mandorla e la tipicità della mandorla in cucina e nella cucina agrigentina. Naturalmente la mandorla è un elemento importante per la nostra attività, perché sulla mandorla noi abbiamo costruito in questi ultimi 3 anni il nostro festival del Mandorlo in Fiore, dove oltre agli aspetti del folklore mettiamo la cultura, mettiamo in risalto la cultura. La cultura del buon cibo è una cultura che comunque deve essere valorizzata, perché oltre alle bellezze di questa provincia, che sono bellezze importantissime, che tutto il mondo ci invidia, ma che anche altre parti del mondo hanno, c'è bel mare, c'è cultura anche in altre parti del mondo. La cucina è un'originalità che in Agrigento esiste, in Sicilia esiste e nessuno può copiarci, per cui la cultura del buon cibo per noi è importante ed è per questo che l'abbiamo inserita anche quest'anno all'interno del Mandorlo in Fiore. La scuola ospita il concorso Mandorlara edizione 2019 con un testimonial che è proprio Peppe Giuffre. I nostri ragazzi sono stati tutti invitati, anche se hanno fatto tutta la nottata con il carnevale, sono nell'auditorium perché l'acquisizione di competenze è fondamentale per loro, perché poi vanno a spendere nei luoghi dove vanno a lavorare. Pertanto tutto è fatto nell'ottica, il concorso dei ristoratori, nell'ottica di formare i nostri ragazzi, i ragazzi del Gallo che poi lavoreranno nei contesti sia italiani ma anche internazionali.